tornata la voce. Buonasera. Questa sera finalmente sono riuscito a liberarmi del grosso del gruppo, che sapete, quel pianerasta che tutte le sere vorrebbe propinarvi una canzone che non riesce mai a fare non essendo capace di andare oltre la seconda strofa, e potrò fare un brano mio personale. Voi? Perché ne siete arrivati in ritardo? Avanti! Silenzio subito! Su, terra! Terra, sedute! Terra, ferme! E lei con questo scoscio qui, lo spacco laterale, che è? Non sa che è un neo padre di una neo sposa? Se si eccita, vende i mobili. No. Allora, dicevamo, mentre il mio solerte amico, tu stai fermo, Pronto? mettiti qui. Pronto? Stai buono e non cominciare a tirare sull'antenna. Pronto? Beppe, voglio l'indennizzo per questo pezzo. Pronto? Va bene? Ma Umberto dov'è? Umberto, non c'è più, non sai, non lo sai. Abbiamo fatto bravi! Pronto? Bravi! Tentativo di golpe. Tentativo di golpe! Questo è l'ammutinamento del Kane! Pronto, No. Peppe? Chi c'è? Sono la ragazza di Franca Piana. Dai, avanti, per favore, non cominciamo, vogliamo essere seri? Qui si è tentato per un attimo di togliermi! No, io sono venuto a raccogliere le galline che erano andate fuori dal Per pollaio. favore! Ma insomma, chi è che ha un certo peso nel gruppo? Ma, Dai, avanti, basta, vogliamo essere seri! Pronto, scusa, ma sono in delle selezioni. Dai, sono la avanti, ragazza di Franca Pianga. Dai, avanti, che Franco Bianco, Hai vieni qua, visto Nini. Franco? Ti rendi conto, Nini, che dobbiamo fare una cosa seria questa settimana? Allora metto giù, non c'ho più gettoni. Ecco, metti giù, bravo, scusate. torna a casa Alessio, vieni a Ecco, mi casa. raccomando, voi state un po' in silenzio, perché voi quando non mi avete visto avete applaudito per la gioia e per la contentezza, ma soprattutto i vostri mariti erano contenti, perché io sono quello che li cornifica. Attenzione, signori. Grazie, eccoli lì, vabbè, non importa. Guai a voi se venite qua che dopo vi devo mettere a posto io. Pronto? Sì, basta, Sono scusa. sempre la ragazza Se avete di il Franca coraggio. Pianga. Sì, va bene. Prefisso Allora 0 vengo lì. 1500. Da chi telefono fuori Avellino? Per favore, vogliamo essere un po' seri. Eccoli lì i mariti, guardate. Eccoli lì, guardate che Quello è raro Franco esempio Bianca. di stambecchi a coppia. Bene, signori, questa sera è con Signori, grande... pronto, sono Dai, la ragazza- basta, vieni per favore, sull'antenna, giù il cappello, va bene? Ma ti rendi conto chi c'è in sala questa sera? Ma ti rendi conto? Guarda qua, il figlio di Hitchcock. Dai, avanti! Alfredino È il figlio di Hitchcock. Hitchcock. Eccolo lì, è vero. Questa sera in sala, signori, c'è un uomo che si è coperto... Di sputi! Ma che di sputi? Di guano. Che si è coperto di gloria! Quest'uomo, un uomo che è appena uscito dal tunnel della droga. Per favore, vieni qua, vieni per un attimo. Per favore, vogliamo... No, scusa un attimo, no, qua. Sono indeciso. No. Ma dove andiamo? Fernando, tre caffè. Fernando, chi è? Fernando è il barista. Dai, basta, per favore, avanti, c'è Franchino in sala questa sera. Vi rendete conto che c'è Franchino? Franchino il Franchino! Oh, c'è anche la famosa canzone, oh, Franchino vestito di nuovo. Come le vacche del biancosuino. No, come le bacche. Ah, le vacche. Per favore. Cosa c'è? Che c'hai? E che ne so? Dai, avanti, basta, per favore, signori. Oggi torniamo su... Allora, oggi, scusate. Oggi, 29 settembre, seduto in quel... Dai, avanti, oggi, signori. Torniamo per un attimo, sapete dove? A casa. No, a casa. Torniamo a ripercorrere una delle strade che abbiamo solcato all'inizio di questa nostra lunga e faticosa E lurida carriera. No, ma di che Supertone. lunga carriera? Sto parlando di Antenna 3, per favore! Sto parlando del lungo percorso! Non vedi che si è appena fatto un piatto di aglio, olio e peperoncino qua? Sì, scusatemi, non ho potuto asciugarmi i capelli. Comunque, di questa lunga... E Questa lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Basta, per favore, ma mi fai fare un discorso, Nini? Algernon, Franchino, venite qua. Franchino. Guarda, State qua, che per a forza favore. di fare questa trasmissione mi si sono allungate le caviglie. Guarda. Per favore, vogliamo essere un po' seri? Stavo dicendo, ritorniamo. Fatemi iniziare il discorso. Mi fate iniziare il discorso? Possiamo ricordare? Possiamo cambiare macellaio che questa carne non è Basta con la battuta. bistecca. Sull'antenna, giù l'antenna. Eccola qua, giù, per favore. L'hai scassato l'antenna. Fallo parlare. Grazie Franco, grazie. La corazzata potion. Allora,
Ambrosio, no, quello era l'inizio, 40 settimane fa. Signore e signori... Buonasera. Dai, basta allora! Signore e signori, ritorniamo a parlare delle regioni. Dopo aver toccato tutte le regioni, Toccheremo le chiappe di Micheloni, come al solito. Ritorniamo, no? Ma queste sono battute che non fanno ridere neanche gli scolari. E allora tocchiamo le chiappe al giudice Ferrari. Ma il giudice Ferrari non ha le chiappe, ha 2 mele. E tocchiamo le chiappe a chi? A Gino e Michele. È logico. Basta, non vedete che il pubblico sonnecchia? Tocchiamo le chiappe a Beppe Recchia. Ecco, benissimo. no. Mandacele giù con comodo. Dunque, signore, Detto l'amante di Lady Chiapperle. ascolta. Si fa sera, ti parla padre Virginio Rotondo. Insomma, basta, per favore. Ma cosa c'ho? Ma sono un mostro, guardatevi, signori. No, 2 mostri al prezzo di uno. Dai, basta. Vengo qua, basta, non sopporto più. Offerta stagionale dell'S larga. Di chi? S larga. Lascialo stare, hai fatto bene a reagire. Grazie. Dunque allora ritorniamo E a questo dagli il discorso. suo. Abbiamo parlato delle regioni, abbiamo toccato le ghiaie, abbiamo parlato un po' di tutto. Questa settimana, prima di lasciarci, prima che ormai cali... La mutanda, perché mi è calata. Ma che mutanda? Prima che cali... Prima che cali silenzio su questi boeri che ci danno sempre ogni settimana. Ecco, prima che cali si pari su questa nostra lunga fatica qui ad Antenne 3. Prima che cali anche la tua potenza sessuale. Ma quella già non c'è problema. Signori, noi vogliamo ritoccare una regione che ci dà tanta soddisfazione in questa piccola tournée così attraverso l'Italia. E si parla, non fare il cretino, guarda che ti vedo, sai? Guarda che ti vedo che fai carrozza col pubblico, sai? Non è vero. Demonietto, lo sai che ti vedo? Allora, signore e signori, parleremo della Puglia. Che dire? Abbiamo detto tutto sulla Puglia. Abbiamo detto tutto sulla Puglia? Abbiamo detto tutto su... Abbiamo detto sulla Puglia? Siamo sulla Puglia della Puglia delle scarpette. Proprio Dunque così. allora, signore e signori, un attimo sta entrando del pubblico. Prego di entrare quella famiglia di testimoni di Genova. Prego, accomodatevi. Ecco, Prego, entrate ecco, pure, vedete, stanno discutendo sull'aumento delle pensioni. Prego, accomodatevi pure. Sono Craxi e De Mita che discutono sulle recenti elezioni. Ecco, si sono salutati, avete visto? Era una riunione del Partito Liberale. Dunque andiamo? Sì, più di 5 non No, sono. erano già in troppi. Dunque segneranno in troppi, è vero. Basta Erano che in ridere su questa battuta lei! Perché lei ha da ridere sul Partito Liberale, lei? Lei Guardi che- cosa ha fatto lei- a questo signore. Guardi che orecchie che gli ha reso. Guardate a lui, lei dovrebbe stare nel Partito Liberale, Libero nella forfora con quei capelli lì, guarda che bello. Tenga pure parrucchino. Dunque stavo dicendo questo. Signore e signori, eccolo qua, è arrivato il maiale di Baviera, guardatelo, il Dizio. Eccolo lì, si è stravaccato. E questo, signori, e questo sarebbe quello che ci trova la pubblicità. Guardatelo, Questo signori. volto. Questo, il cantante dei Duran Duran. Eccolo qua. Guardatelo, signori. Quest'uomo già compromesso con le bustarelle, tutti i venerdì. E lo dice anche. Questa sera stiamo un po' passando in rivista tutti i nostri collaboratori. Guardate qui questo guardone del giudice Ferrari. Cosa guardi tu? Ebbene, signori, Stringere lui. Pullman Master, vuoi tornare un attimo sul maiale di Baviera? Ebbene, signori, se tanti sono stati gli aiuti che abbiamo avuto, ebbene un particolare grazie va a questo signore. Al Dizio. Al Dizio, che veramente è il sosia di Fetti, il grande comico americano incarcerato per violenza minorenne. Bravo Al Dizio. Lui però, tu, un'altra volta. Bene, signori, parliamo della Puglia. Sei preparato sulla Puglia? Parlami della Puglia. Cosa devi dire sulla Puglia? Hanno fatto il film. Quale film? Cane di Puglia. Ma che cane di Puglia, avanti, abbiamo dei grandi personaggi in Puglia. Chi c'è in Puglia? Chi c'è in Puglia? Chi c'è? Un grande automobilista. Per esempio chi è? Corridore. Chi è? Niki Lauda. Ma che Niki Lauda? Ma poi c'è anche il presentatore. Pippo Pippo Baudo. Baudo, il giocatore di calcio. Manfredonia. Manfredaunia. E questa canzone, signori, parla di un'impresa spettacolare. Di un pugliese, pochi sanno che Maiorca è pugliese. Maiorca volle scalare le Alpi. Le Alp. E così è nata questa canzone che si Partendo chiama direttamente dal mare vuole scalare le Alp. Le Alpi. E così è nata questa canzone che si chiama Maiorca, dobbiamo fare un piccolo appunto sulla vita di Maiorca, ha una fratella minore. una fratella minore che si chiama Minorca. E Maiorca ha anche un particolare, che ha un testicolo solo. Sì, la famosa palla di Maiorca. La palla di Maiorca. E tutti e due, Maiorca e Minorca, vivono infatti alle Baleari. Alle Baleari. Molto bene, signori, e a questo punto, prima di passare alla canzone vera e propria, in questo pezzo che ormai è diventato un classico nel teatro della cultura e dell'umorismo, Volevo puntualizzare
no, che onestamente Cosa? questa sera volevo ufficialmente dichiarare Che sono i scesi. miei colleghi sono finalmente usciti dal tunnel della droga. Basta, vieni qua, basta. Basta, signori. Ormai siamo alla fine, cessiamo le ostilità. Io... Cessa. Cesso. Ma da ridere lei, scusi, ma proprio lei, signora, che per 42 settimane un grazie anche voi due. Grazie. Mamma mia, se mi mettono in mezzo mi ammazzano. Dunque allora, signore, Se lo mettete in mezzo se si gira. allora, Franco e Algernon, salutate per la penultima volta. Ringraziate Buonasera. per la penultima volta. Grazie nostro onesto pubblico, grazie. Ecco, benissimo. Anzi, dateci qualcosa, è l'ultima puntata. No, fate è la penultima. un piccolo ovo. È la penultima, Nini. Ma mi prendo in anticipo. Dateci qualcosa almeno voi. Dateci qualcosa, questi ragazzi. Bene, il corretto Franco, arrivano i boeri, piovono come se piovesse, cadono come se cadesse. Piove Signore, come se cadesse. la mazurka, scusatemi, scusino i telespettatori a casa, ma non ce ne frega niente. Dunque allora, Andiamo avanti. la canzone si chiama? Help, No, la mazurka di Miglia Vacca, la prova. miglia vacca. Appattati. Pugliese. E gira l'elica. No. Cos'è che gira? Cos'è che gira? L'elica. Perché l'elica? Rompa il motore, questa è la vita Ricomincia. bella, la bella vita dell'aviatore. Ma sai a Beppe cosa Dai, gli buono. girano adesso l'elica? Dai. Signor Rogola, lei ride, lo sa perché? È appena svenduto una figlia. Dia qui la mano. Complimenti signor Rogola, veramente ne ho conosciuti tanti nella mia vita. Ma un pirla come lei che farà 42 settimane è venuto a vedere i gatti di Niccolo Miracoli. Ridi, che la mamma è stata a letto con due gnocchi. Tutti mi chiamano bionda, ma Ha bionda... appena cambiato colore, vieni qua cambiato Franco. colore. Allora dica che l'inizio è dica che la vacca. Vabbè, no, La mazurka di di sotto. Miglia, no. Di sotto. Allora, sotto oppure vacca? Sotto, pronto. Inizia con la Potrei dire mucca? No, Va bene. La Prego il pubblico di non si chiama distrarsi. mazurka di Emilio Mucca. Va bene? Attenzione. Uniti, coro unito. Allora, unito, molto unito il coro. Solo con le facce. Così, con le facce così. No, non dormire, Ah, scusa. Solo con le facce così. Mi ero distratto. Come veniamo, Beppe, bene? Tranquillo. Ah, splendidi. Non posso stare qui, se mi giro di naso li ammazzo tutti e due. Vai. Franchino, non senti il teleschermo. Franchino, un po' più in alto tu. Tu un po' più in alto, Franchino. Così. Qua. Allora, Mi viene il collo di una giraffa. Di sotto. Abbiamo vacca, Non è stato così. abbiamo detto vacca, torna nel teleschermo, vai. Mi chiamo C'è un po' di boero che mi sborda. No, dai, avanti, quella è la scelta di prima. Allora, dica che tua mamma. Insomma, sotto vacca, la Sotto la Madonna. vacca, scusa. Ma che sotto la vacca? capra stracca. Dai, avanti, dica che tua mamma. Bravi. La vacca. Liscia di vacca, che è in Sardegna. Quello è piscia di vacca, se si sbaglia. Allora, pronti? Dica. Dunque, allora, pronti, via. Io come ti amo. Dai, andiamo avanti, vieni qua. Allora, dica che tua mamma quando non corre la terra di sotto, quando non dica la c'è, dica non zero la c'è, come mandare la vacca. Dica che la zero di sotto. Che scatenata. A solo. Chi lo fa da solo? No, che non lo fai questo. Povero disgraziato che teneva tutto organizzato. Ave Maria. Basta, iniziamo la canzone, non ce la faccio più.
Scusatemi veramente, sono sudato. La canzone Le Alpi. Sei nato nel Sudan, per Allora, forza. sono nato nel Sudan, sudo come una bestia. Attenzione, pronti? La canzone di questo Maiorca che voleva scalare le Alpi. Cos'è uscita? È uscita la ricchezza della camicia. Ma che ricchezza della camicia, quella della povertà e della miseria. Avanti, pronti? Allora. Come? When I was younger, so much younger than today. Traduzione. Con queste Aspetta un momento! Mamma mia! unghie. Allora, when I was younger, Con queste unghie scalerò le Alpi. so much younger Con than queste mie unghie tenterei. I never needed anybody. E invece Anita, che è di Bari, Help me in many ways. io non ci andrei, dice. È una storia strana tra questa Anita di Bari e Sono Maiorca. completamente d'accordo. Help me if you can. Help me if you can. Help me if you can. Le Alpi. Qua non si può tradurre. If you can. If you can è una bestemmia pugliese che nessuno può tradurre. Quella che ha detto, quella famosa bestemmia che ha detto Maiorca quando era sotto. If you can non si può Help dire. me if you can. I'm feeling down. E le Alpi, if you can, sono ma- piene di fili, donna. Sono pericolose scalare. And I do appreciate you being around. Qui si apprezza poco, ci arriverò al secondo round. Help me if you can. I'm feeling down. Che fai? Che fai? Lui parla, io ballo. Che dalmine, allora. Senti- Won't you please? Please, help me, help me, help me. Mi sono Ha strozzato. rovinato tutto il pezzo. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody, help me in many ways. And now they serve me so I need so. And now I know I changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me if you can, I'm feeling down. Won't you please, please help me, help me, help me. È un'altra Questa è la canzone morte del quella lì. cigno. Won't you please, please help me. Trionfali. When I was younger. Insomma, dove vai? È trionfale. Ma che trionfale? Non ti ha detto di andare sulla trionfale, Avanti. stai qui. Io vado sulla trionfale. When I was younger. Intimista. Più intimo. Più intimo. When I was younger, so much younger than today, never needed anybody. Help in any way. Ero sotto. And now these times are gone. I'm singing in the rain. Per cortesia. And now I know I'm not so self-assured. Now I know I changed my mind and opened up the door.